La gara chitarra, gran parte della mia vita è stata segnata da questo strumento qua. Quando ero bambino ricordo che appoggiavo l'orecchio sulla cassa della chitarra e il metallo di queste corde mi ha rapito il cuore per sempre, perché ogni giorno lo ascolto quando ho voglia di ricrearmi un po'. Allora vi faccio qualche brano perché erano diversi tipi di canto, vi faccio qualche brano, siccome so che c'è Silvia che ha delle origini gallurese, allora qualche cosa in gallurese, dai, eh? E noi che... Ora, non è che questo sia facile, perché è più difficile di quello che stavo facendo prima. Vabbè. Poi adesso la voce dice, ma cosa si vende? Vabbè, vai, e canta bene. Facciamo una corsicana, cioè, fammi bene, una corsicana sì, dedicata a Silvia. Scusate. Questa bella corsicana la canto ballare niente, balla di chiari parenti di la terra isolana. Balla di chiari parenti di la terra isolana. Bello treno di Bastia, fatto a Parigi, signori, pieni di carrette, di sospirari pastori.
serata pari incanto, deliziosa hermosura, la metto di loco santo, la più bella di cattura. Deliziosa hermosura, la metto di Dio santo, la più bella di cattura. E tu sei nata per incanto, deliziosa hermosura, e la metto di Dio santo, la più bella di cattura. Grazie a tutti, grazie a Pietro, grazie. Io spero che questa serata vi sia stata di vostro gradimento. Vi chiedo scusa perché veramente la voce non era al 100%. No, va bene. Purtroppo. Va bene. Ho l'abitudine purtroppo di cantare in teatro, e questa amplificazione, noi solitamente siamo amplificati sì quando facciamo i mega concerti, anzi vi ricordo il 13 di luglio sarò in Piazza San Marco in diretta su Rai 5, però ci sono delle amplificazioni. Ora per carità questi ragazzi hanno, ma io devo dire qua a Oristano ho trovato una gentilezza, un'ospitalità, un'organizzazione fantastica. Ovviamente questa è un'amplificazione non adatta per amplificare la lirica, perché noi abbiamo delle amplificazioni molto sofisticate che ci permettono di percepire la nostra voce proprio come se fosse un teatro.